Venerdì 12 luglio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ha una valenza di carattere regionale. La Sport Valley del Veneto, a settembre l'appuntamento di Confindustria NEM Regione, tra i big Vanessa Ferrari, Franco Baresi, Ivan Basso, Filippo Magnini, Giusy Versace, Arrigo Sacchi. Sport Business Forum, festival con più di 40 eventi tra Belluno, Cortina, Longarone e Montebelluna. Sport Business Forum, il festival dello sport con 40 eventi dall'11 al 15 settembre tra Belluno, Cortina, Longarone e Montebelluna, con campioni imprenditori dello Sport System, è promosso da Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est, Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti, con il gruppo Nord-Est Multimedia, Regione, Provincia e Comune di Belluno. Punta a diventare il primo evento in Italia dedicato a economia e industria dello sport, settore da 22 miliardi di euro. Gli approfondimenti vi aspettano da pagina 12 a pagina 13. La foto di copertina invece ci porta ad Arsier, la simulazione alle 12 del 18 giugno, coinvolti in tutto 13 comuni. Crolla la diga sul lago del Corlo, ma è un test del sistema IT Alert. E vediamo in questo scatto appunto la diga del lago di Corlo. L'approfondimento a pagina 22. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizie di carattere internazionale, la crisi internazionale, missili degli Stati Uniti in Germania, Mosca pronti a rispondere, giustizia, intercettazioni, pressing di Forza Italia, ma Fratelli d'Italia sceglie di frenare. E ancora Wimbledon, la tennista azzurra non si ferma, immensa Paolini, storica finale. Queste le notizie principali. Aspettate un'altra che riguarda il territorio bellunese. Ne abbiamo due: fabbriche nella morsa del caldo, turni anticipati e sali minerali. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 18. E ancora orario ridotto per gli impiegati, Limana, i sindacati contro l'EPTA. L'approfondimento a pagina 25. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 574 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Queste quindi le notizie principali messe in prima pagina di questa edizione, nella prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Purtroppo invece una brutta notizia che coinvolge il comune di Setteville. Se ne era già parlato nell'edizione di ieri, purtroppo le condizioni cliniche erano davvero gravi. Morta a 26 anni, dona gli organi, non ce l'ha fatta Irene Rizzotto, studentessa universitaria di Setteville, colpita nella notte da un'emorragia cerebrale. Era stata ricoverata a Treviso dopo il malore fra martedì e mercoledì. I genitori hanno dato l'autorizzazione all'espianto. Era noto che le condizioni erano disperate dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpita nella notte tra martedì e mercoledì. Ieri Irene Rizzotto, la studentessa universitaria 26enne di Borgo San Vittore in comune di Setteville, è morta all'ospedale di Treviso dove era ricoverata. Prima dell'addio, l'ultimo gesto di generosità, il dono degli organi. I familiari hanno acconsentito alla procedura avviata dai medici del Cafoncello dopo la morte cerebrale. In serata la notizia della scomparsa della ragazza, che era appena diventata zia, si è diffusa e in tanti hanno voluto portare sostegno ai parenti. L'approfondimento di Bonetti lo troveremo a pagina 8. La foto di copertina riguarda invece la solidarietà tra i bellunesi partiti per il Mongol Rally da Cortina alla Mongolia con un furgone di 42 anni. La partenza, tanta gente ieri mattina a salutare Claudio Calvani, Martino Valle Darin di Cortina e Daniele Zandegiacomo di Aurunzo, l'equipaggio del team Kennedy in brodo che parteciperà a una lunga galoppata fino ad Asia con un furgoncino. L'approfondimento di Dibona a pagina 13. Cesio Maggiore, crolla la diga ma è soltanto un test per IT Alert, notizia trovata anche nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Borgo, la Valle, acquedotto pallina intelligente per le perdite. L'approfondimento di Fontanive a pagina 10. E ancora Investi Scuola, abbonamenti agevolati per gli studenti. L'approfondimento di Dedonà a pagina 5. Belluno, entrate ridotte dai 2 autovelox, meno investimenti sulla sicurezza. Palazzo Rosso fa i conti con il caro di proventi per il mancato utilizzo dagli autovelox di Marisinga e Levigo, considerando che nel 2023
2023 furono 215.304,30 i soldi delle multe per infrazioni dei limiti di velocità, ora senza autovelox si dimezzano. Si rivede l'entrata che era prevista di 200.000 euro a soli 100.000, l'approfondimento di Fanta a pagina 2. E ancora l'evento Stelle dello Sport per 5 giorni in provincia, l'approfondimento a pagina 2. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, ancora sport, calcio, la Lazio da Oronzo fino al 22 luglio previste 3 amichevoli. Sempre dal calcio, in questo caso calcio nostrano, Dolomiti, nuove maglie per una squadra ambiziosa. L'approfondimento di Pasucca, pagina 14. Santo Stefano, la strada della Val Visdende è stata chiusa ai camion, pubblicato un'ordinanza che proibisce l'accesso ai mezzi pesanti superiori alle 30 tonnellate. Dal 5 al 25 agosto il limite scende a 3,5 tonnellate. E la notizia in primo piano che troviamo a pagina 2 ci porta nel capoluogo: autovelox spenti, multe dimezzate, il comune deve rifare i calcoli e ricalibrare gli investimenti previsti per i proventi passati da 200.000 euro a 100.000, meno soldi quindi per i semafori, la manutenzione delle strade e per l'acquisto di attrezzature per gli agenti. Il sindaco dei Pellegrini: io sono convinto che questi strumenti servano per migliorare la sicurezza stradale e non per fare cassa. Pride, Borgo Valbelluna aderisce al manifesto, Pieve partecipa alla giornata, sale l'attesa per la manifestazione di sabato in programma nel capoluogo bellunese. Madrina sarà Vladimir Luxuria, ecco le modifiche alla viabilità. L'articolo a firma di Giovanni Santini vi aspetta a pagina 2. Fondi per il Bob, la posizione ambigua della provincia, il segretario del PD, ma gli atti approvati parlano chiaro e dicono no, e sul Vanoi pronti alla mobilitazione. Verso le Olimpiadi, pagina 3, al capoluogo serve un segnale olimpico, i 5 cerchi in piazza, un'installazione ufficiale richiesta al CIO per ricordare l'appuntamento ai cittadini. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Bertone: aumentare la consapevolezza, dobbiamo attrarre l'innovazione, dimezzare i sedentari per far fiorire l'economia dello sport entro il 2050. E sempre a proposito di sport, lo Sport Business Forum, una rassegna unica in Italia, 40 date a settembre, Ferrari, Baresi, Massaro, Basso, Magnini, Versace, Ghedina e Bordine tra gli sportivi partecipanti. Continuiamo con pagina 5, Investi Scuola è garantito, i soldi ci sono, al lavoro da mesi provincia Dolomiti Bus e Consorzio BIM, trovati i fondi, 1,1 milioni di euro per abbonamenti calmierati. Il progetto garantisce agli studenti delle scuole superiori un prezzo base indipendentemente dai chilometri percorsi. Il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi: il progetto è strategico perché ha ricadute sociali forti. La manifestazione Mundialito, ecco le formazioni, De Carlo CT. L'appuntamento in questo caso è in programma per questo fine settimana nel capoluogo bellunese. Altri appuntamenti: cortivi aperti, Abes 2 cori, voce e musica domani a Corte Varola. Sul palco saliranno i cantanti da Sedico e Santa Giustina. Continuiamo con le pagine dedicate a Feltre, siamo a pagina 7 del Gazzettino di Belluno, l'ecocentro ora più sicuro, Bellunum controlla l'entrata, la società che gestisce il deposito spiega che per accedere serve la tessera sanitaria, sollevati dubbi per il fascicolo sanitario, contenuti non visibili dal personale. Basket femminile, le sportive escluse dalla società, le atlete ora sono state affiliate al gruppo di Fonzaso. E continuiamo con Feltre, Sportful, Dolomiti Gravel in 400 da tutta Italia in gara tra i sentieri feltrini. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno: Irene è morta, donati gli organi, la 26enne era stata colpita da gravissima emorragia cerebrale, mercoledì alle 4 è portata a Treviso, ieri pomeriggio il decesso, in mattinata l'avvio della procedura a cui è seguito l'espianto in tanti. Ieri sera si sono stretti alla famiglia a Borgo San Vittore. Erano le 15:30 di ieri quando è risuonata la campana d'Alano e in tanti hanno temuto che quei rintocchi fossero per Irene. In quel momento il parroco di Alano, don Giuseppe Bertin, si stava apprestando a celebrare un funerale, non aveva ancora notizie della giovane. La comunità si era stretta fin da subito attorno alla famiglia della ragazza, molto nota e stimata. La sera di mercoledì, giorno in cui era scattato il soccorso, si era riunita in preghiera in chiesa un rosario per la 26enne, ma le speranze erano al lumicino. Quando Irene è stata soccorsa dall'elicottero alle 4 di mercoledì mattina si sapeva che sarebbe servito un miracolo. La giovane, che aveva in passato avuto un ictus e a causa di problemi di salute era stata operata anche a Parigi, era stata colpita da un'emorragia cerebrale che non dava speranze. Poi in serata la notizia della sua morte si è diffusa e in tanti hanno voluto portare sostegno ai familiari, hanno bussato alla porta della casa di Irene anche un gruppo di amiche della giovane che si sono strette attorno ai genitori. Irene era felice, a febbraio era diventata zia dopo il parto della sorella
sorella, e per lei, che amava i bimbi con i quali aveva lavorato nel suo tirocinio, era stata una gioia. A 18 anni la giovanissima studentessa Irene Rizzotto, con una cerimonia come avviene per tradizione nel Basso Feltrino, aveva ricevuto la Costituzione e si era subito distinta per il suo entusiasmo e la voglia di vivere. In un'intervista aveva anche raccontato i suoi sogni e le sue speranze. Con coraggio aveva sempre affrontato i suoi problemi di salute. Tutti la descrivono come una giovane sensibile e sempre molto disponibile. Studiava all'Università Scienze dell'Educazione e di recente aveva fatto un tirocinio in una scuola per l'infanzia annuale Venezia. Ora, dopo aver finito quel periodo di praticantato a contatto con i bambini che amava, era tornata a casa da Lano vicino ai genitori. Mercoledì mattina la tragica scoperta e la richiesta immediata di aiuto. Ieri il terribile epilogo. Feltre, la staffetta della pace ieri in città, una tappa per poi arrivare a Roma. Altra notizia che troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. E rimaniamo in provincia di Belluno. Valbelluna, Pandolfo Alumínio concessi premi virtuosi. La ditta che opera a Feltre a Borgo Valbelluna ha anche migliorato il welfare aziendale con un bonus di 500 euro. Il sindacalista Stefano Bona, segretario provinciale FIUM CGIL, sono stati adeguati i minimi tabellari con un rialzo del 6,9%. Al pago Lupo la protezione venga declassata. L'appello arriva da Rio Levis, che è il presidente provinciale dell'Associazione Allevatori CIA. E ancora Sedico Maieran al via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato predisposto dalla giunta uscente, che ha anche provveduto ad affidare l'opera. Parliamo di acquedotti, a pagina 10, la pallina intelligente setaccia l'acquedotto, tante anomalie. BIM GSP ha passato ai raggi X la rete della Val Clusa dalla valle all'Entiai. Dopo i problemi rilevati indagheremo se sono perdite e come intervenire. La Valle Agordina, schianto tra moto, conducenti feriti, 67enne gravissimo, lo scontro sulla 347 all'Antrago, intervenuto l'elicottero da Pieve. A terra sanguinante e incosciente il turista austriaco, soccorso subito ed è ritrasportato a Treviso. Canale d'Agordo, sgubbiada, maschere e la tradizione che piace ai giovani. Inizia venerdì 19 a Canale la 3 giorni di eventi e incontri sui carnevali arcaici e il progetto unitario bellunese. Siamo a pagina 11, notizia da Santo Stefano di Cadore, strada del Cianà, stop ai mezzi pesanti, i veicoli sopra le 30 tonnellate non potranno raggiungere la Val Visdende dal 5 al 25 agosto, poi il limite scende a 3,5. Iniziati i lavori di rifacimento del ponte, saranno pronti a settembre, verrà costruita una bretella per guadare. A Oronzo di Cadore, il tigre a Zangrandi, storie di resistenti nella Val di Ansei, l'articolo è a firma di Gianfranco Giuseppini. E continuiamo con le notizie. Da Cortina d'Ampezzo, Kennedy in brodo direzione Mongolia, 12.000 km di solidarietà. A bordo di un vecchio furgoncino viaggeranno attraverso 2 continenti per scopi benefici. Ieri mattina l'addio in piazza tra commozione e risate a dare il via l'ex hockeyista Alberto Darin. E vediamo appunto il trio pronto a partire, anzi è partito proprio nella giornata di ieri per questo periodo di solidarietà. Anche dall'Associazione Bellunesi nel Mondo auguriamo un buon viaggio. E ancora a Oronzo di Cadore, Lazio senza Immobile, ad Oronzo festa dei tifosi. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, concentrandoci in merito alle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 17, trasporto pubblico, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Investiscuola sul piano 1,1 milioni di euro, confermati gli sconti sui bus degli studenti. Nelle fabbriche fa troppo caldo, turni anticipati e sali minerali, l'articolo a firma di Paola Dallanese, le organizzazioni sindacali spingono, servono strategie condivise per il settore metalmeccanico. E oggi a Cortina è presente la ministra Santanchè, ministra al turismo, un convegno sulla sfida olimpica degli artigiani. Continuiamo con pagina 19, via l'abuso d'ufficio, un coro di sì, meno rischi per noi sindaci, tutti soddisfatti, continueremo a lavorare con serietà. Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna controcorrente, battaglia senza senso. L'evento Aerei della Grande Guerra e Automobili Storiche domenica al Dell'Oro, la rassegna Terra e Aria è dedicata agli amanti dei veicoli d'epoca, in mostra il primo bombardiere e lo SPAD 13R di Baracca. Pagina 20, la Smart Ball nella rete idrica per individuare le perdite. BIM GSP passa al setaccio 40 km di condotte dell'acquedotto della Val Clusa. Il DG Gasperini individuate diverse anomalie, ora pianificheremo le azioni.
E passiamo a pagina 21, il soccorso alpino piange Gino Comelli, era il papà dell'aiuto alpin Dolomites, trentino di adozione, aveva legami con il bellunese, Bristot, maestro dell'elisoccorso, aveva una grande forza umana. Feltre, collassa la diga sul lago del Corlo, ma è un test del sistema IT Alert, la simulazione è in programma alle 12 di giovedì 18, interesserà i comuni di Feltre, Cesio e Sette Ville. Progetto per la diga del Vanoi, il comitato raccoglierà le firme, notevole partecipazione alla serata informativa organizzata in Primiero, saranno redatte osservazioni da presentare in opposizione al progetto. Feltre il caso, convivenza tra eventi e mercato, Curto serve un protocollo, gli sviluppi dopo la protesta per lo spopolamento dei banchi per lo street food, l'assessore annuncia troveremo una soluzione che si adatti ai diversi casi. E continuiamo con pagina 24, un altro lutto, in questo caso che colpisce Pedavena, lutto per Mauro De Menec, testimone di 50 anni di calcio feltrino. Lo storico dirigente di Ripa, Union Feltre Dolomiti è morto a 71 anni, da poco aveva ricevuto la benemerenza della FIGC. Sette Ville, l'interrogazione gestione area picnic, bando poco chiaro. Cesio Maggiore, il comune ricerca un aiuto bibliotecario fino a metà novembre. Passiamo a pagina 25, EPTA, Sidancati pronti alla protesta, no all'uso collettivo dei permessi, l'azienda ha deciso di ridurre l'orario di lavoro a degli impiegati, RSU un gesto inammissibile, inaccettabile aver assorbito gli aumenti contrattuali nei superminimi. Questa è la dichiarazione di Stefano Bona, segretario provinciale della FIOM CGIL, che critica appunto il vertice di EPTA. Continuiamo con l'Alpago, terremoto del 1873, un videodocumentario per non dimenticare. Longarone, il bosco di Caiada, al centro della mostra sulla tesi di De Cesaro. E continuiamo con l'Ivinalongo del Codilana, musica al castello di Andraz con gli strumenti preistorici. Trame di storia ha trasformato la stanza del formaggio in sala di registrazione. I suoni potranno essere ascoltati in una mostra al Museo Cazzetta di Selva. Ancora da Pieve di Livinallongo, il Museo Ladino Fodoma ha riaperto ieri i battenti dopo 4 anni, pronto alla nuova ala e riallestiti gli oltre 200 oggetti della raccolta. Questo è il luogo della nostra cultura e della nostra storia. La dichiarazione del direttore dell'Istituto César de Jean, Denny Dorigo. Cortina la rassegna, una montagna di libri edizione 30, festeggiamo con 50 eventi, il curatore Chiamulera, 3 i filoni di quest'anno, l'alpinismo, uno sguardo sul mondo e la letteratura femminile. Sarà un'edizione molto speciale con autori tra i più quotati, Sebag Montefiore sarà con noi per la sua unica data italiana. Queste le dichiarazioni del curatore di questo importante evento culturale bellunese, Francesco Chiamulera. Siamo a pagina 29, altre storie sotto le cime, ritorna e raddoppia con ospiti di eccezione. A Auronzo il comune ha deciso di confermare la rassegna di Calvi nel weekend, appuntamento con i prodotti biologici di Parva Naturalia. E a Cortina domenica e lunedì assaggi ed esperti per l'evento Vino VIP. Dalla rubrica Cultura e Società alla rassegna dal 18 al 22 settembre, Pordenone legge Festa del Libro e della Libertà. L'edizione numero 25 ha in cartellone 300 appuntamenti sul territorio con 600 ospiti. Apre il Cardinale Ravasi su creazione ed ecologia, in riva il sequel di Jack Frusciante. Dalla rubrica Giorno e Notte, Cadore Music Festival, pronto ai nastri, apre Route 66 e serata con Grillo. Domani i primi appuntamenti dei 60 che compongono la rassegna con un'ottantina di ospiti internazionali. La rivista Bellunesi nel mondo, tra storie e negozi chiusi, notizia che interessa la nostra rivista. Il numero di luglio e di agosto della rivista Bellunesi nel mondo è finalmente disponibile. I lettori potranno trovare una serie di articoli ricchi di contenuti e di grande interesse. Tra le storie di successo spicca quella di Samuele Tacchini, un giovane talentuoso che ha raggiunto un importante traguardo passando da Villa di Villa al prestigioso Royal Conservatoire Antwerp. La sua storia è un esempio di dedizione e successo nel campo della musica. E adesso lo sport, pagina 33, calcio, Lazio, contestazione al primo allenamento, domenica amichevole contro l'Auronzo. Il presidente Lolito, preso di mira dai supporter biancocelesti, anche in paese l'accoglienza è più tiepida del solito. Calcio Serie D, look nuovo di Zecca alla Dolomiti Bellunesi, presentate le maglie e il logo del team ridisegnato. In pochi avrebbero pensato saremmo durati così a lungo.
Basket, c'è continuità al Valbelluna, 2 conferme per Idolo e Fullin. Il presidente Thomas: non aveva senso cambiare le guide di DR1 e femminile. Billy ha molto feeling con i giocatori, c'è da capire se Menin sarà ancora il vice. Basket, Feltre non iscrive l'Under 17 femminile e scoppia la polemica. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani: nuvolosità variabile, più presente sulle zone montane a inizio giornata, alternata a spazi di sereno più ampi e presenti in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. Vi ricordo che la prossima settimana ci prendiamo una settimana di pausa, quindi non andrà in onda Edicola Belun, ci rivedremo, ci riascolteremo per la settimana successiva, ovvero da lunedì 22 luglio. A voi tutti quindi un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata con Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.